Va ora in onda la rassegna stampa. Interrompiamo le trasmissioni per darvi una comunicazione importante. 8 luglio 1966, in una clinica nel cuore della Padania, l'attesa è febbrile. Medici e ostetriche sono pronti al solito classico vagito. Ebbene sì, nacque proprio così, lasciando tutti a bocca aperta. Samuele Varin, detto Sammy, un leghista duro, puro e decisamente rumoroso. Oggi questo leone spegne ben 60 candeline padane e da tutto lo staff di Radio Libertà si festeggia rigorosamente senza paura! Ma eccoci. Sei pronto? Sì, pronto. Ciao Sammy, sono Gabriele Zeggio, Anche l'uomo la gazebo. Padania. Secondo me questa canzone spacca. Non avete niente da fare proprio. Si lavora troppo poco in questa radio. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i razzisti e anche a pochi intelligenti. È una terra con tanta nebbia, ma le belle stesse de sicur. Mio il mar e me manca minga, perché chi stu ben come un sciur, che la gente suda e laura, come invece fanno dal terpar, mangen beven tuc la aroma e annum nanca un tot de pan. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa e lui invece al Paul Pascià. Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te. Mi sto ben in scia cammina e garumpi val a nessun, e però al gapur d'anda via chi al ben chi e la fa da padron. Pieno post per chi al massa è il roba e i crocifissi sa tu che no, ma vacca tua a fa sta roba o t'ha sbato un denter nel po'. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa e lui invece al Paul Pascià. Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva. Da chi al ver fac fa e lui invece al Paul Pascià. Sotto la mia responsabilità confermo che Sammy Varin è il più grande razzista in tutta l'Italia. Sei veramente un razzista, veramente, sotto la mia responsabilità. No, non va bene, qui c'è gente veramente, c'è gente che ha troppo poco da fare, bisogna mettere un po' più di lavoro, un po' più di travail in questa radio
che pazienza, queste sorprese che veramente non ti aspetti. Posso soltanto dirvi grazie, ci mancherebbe, grazie Francesco, grazie al nostro Vince, grazie alla redazione. E sono quelle robe che sì, fanno piacere, però uno dice si può anche farne a meno, visto che sono 60 anni, ma poi oggi non ci sono solo io, oggi compie gli anni anche il nostro Giulio Cainarca, oggi in queste ore, mio cugino Marco, il nostro Elvis, ascoltatore storico, cioè l'8 luglio è un giorno di compleanni e molti di voi sicuramente che mi state ascoltando diventate grandi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Sammy Varin, rassegna stampa, 7:35, vedi, abbiamo perso tempo e adesso ne perdiamo ancora di più perché c'è il messaggio di Albino, adesso ti immagini mi sta registrando qualcosa anche lui, il messaggio di Albino che è andato a vedere il film, quello del giustiziere, quello vietato, censurato in tutta Europa. Sentite cosa dice Albino, sentiamo. Buongiorno Sammy, sono Albino, buongiorno a tutti coloro i quali sono già all'ascolto. Allora, ieri sera ho avuto il piacere di vedere il film Citizen Vigilante coi sottotitoli in italiano. A questo punto mi domando chi è quell'ipocrita che ha avuto il coraggio di censurarlo, in base a cosa? È questo che mi domando. Questo film dovrebbero proiettarlo tutti i giorni, perché al di là di quella che è la finzione cinematografica rappresenta esattamente quello che sta succedendo nelle città non solo in Italia ma in Europa. Ci sono degli episodi che sono analoghi a quelli che noi vediamo sulle cronache, che leggiamo sui giornali, che guardiamo in televisione. Ma cosa? Perché era troppo violento? Non so con quali motivazioni questi schifosi ipocriti l'hanno bloccato, perché è troppo veritiero, troppo. È molto molto bello da vedere, assolutamente. Altro che scherzi, ma no, ma veramente mi fa incavolare come una bestia. Sono le 6 del mattino, già a quest'ora qua io mi devo incavolare, anzi sono le 7, ho sbagliato di un'ora ma non cambia nulla. Va bene, comunque veramente chi ha l'occasione lo guardi, perché merita la pena. Sembra di leggere, di guardare la televisione, di guardare quello che succede giornalmente nelle città europee, specialmente anche in Italia. Da vedere. Ciao. Molti di voi si stanno chiedendo ma di cosa parla questo ascoltatore? Del film Citizen Vigilante, cittadino vigilante, questo film che stiamo inviando in questi giorni a chi ce lo richiede al 340 6709 659, un film censuratissimo in Europa, un film da non emulare, perché c'è una specie di giustiziere che va in giro ad ammazzare, a picchiare o a fare del male comunque a persone che si sono macchiate di gravi delitti, e casualmente queste persone sono tutte neri, musulmani, immigrati, ecco, in generale. Chiaro, un qualcosa dal quale noi prendiamo le distanze, che però è la lente di ingrandimento di ciò che effettivamente accade e della nostra pazienza che se ne sta sempre più andando. Proprio per questo ci vogliono delle leggi molto più toste. Guarda caso quelle che la Lega sta portando avanti e che si voteranno nelle prossime ore, perché proprio quest'oggi si vota la possibilità di rendere un po' più difficile la vita agli stranieri, anche agli italiani, e che compiono gravi reati nel nostro paese. Cittadinanza a punti, ad esempio, o semplicemente la cittadinanza italiana la perdi se compi gravi reati? Di questo ed altro parleremo intorno alle 9, quando arriverà il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, e sapremo certamente qualcosa di più. Intanto il buongiorno si sente dal Varin, ma soprattutto certamente partendo dal nostro quotidiano di riferimento, che è poi anche il vostro, e che forse la racconta meglio di altri, la verità di quest'oggi, anche perché oggi ci sono tantissime notizie, cioè la mia rassegna stampa dovrebbe durare 3 giorni per parlarvi di tutto. Ben sapete che Sammy Varin su Radio Libertà fa una trasmissione diversissima dalle altre. Qui mettiamo sul tavolo gli argomenti del giorno, ma se approfondiamo qualche cosa
non sono i soliti argomenti, anche perché oggi, sapete, potete immaginare di cosa si parla su tutti i siti, della cena di ieri, se si sono guardati, si sono parlati oppure no, Trump e la Meloni, e anche dei soldi che sono stati messi sul tavolo. Intanto il quotidiano Il Manifesto invece sceglie di parlare in apertura della Le Pen. Già, perché è uno degli argomenti del giorno, tutti i giornali parlano di lei. Francia, Le Pen condannata e candidata. Correrà per le presidenziali francesi nel 2027, contentino a Bardella, primo ministro in caso di vittoria. Quindi è non male per chi crede in questi due. Condannata ma eleggibile, scrive oggi Il Manifesto, la Corte d'Appello di Parigi conferma l'appropriazione indebita di fondi pubblici per Marine Le Pen, ma tiene conto delle conseguenze politiche del calendario elettorale, lasciando aperta la possibilità per una quarta candidatura all'Eliseo della leader del Rassemblement National. E magari potrebbe anche farcela stavolta. Possibilità che Le Pen non si fa sfuggire, annunciando in diretta TV alle 8 di sera dagli studi di TFL che correrà per le presidenziali del 18 aprile 2027 e promettendo al giovane segretario del partito Jordan Bardella, che abbiamo conosciuto a Milano alla manifestazione che abbiamo tenuto insieme al gruppo della Lega in Europa, il giovane Bardella sarà segretario del partito, sarà primo ministro in caso di vittoria. Intanto presenterà ricorso in Cassazione sperando in una sentenza veloce, convinta che il campagna elettorale non dovrà portare il braccialetto elettronico a cui è stata condannata. Il ricorso sospende la pena, ma dipenderà dai tempi. Intanto la notiziona è proprio questa: Le Pen condannata e candidata, scrive Il Manifesto, che si occupa in 3 righe anche di ciò che sta avvenendo in Europa contro Vannacci, non proprio lui, il partito a cui fa parte. Strasburgo vota contro i sovranisti, Vannacci incompatibile con l'Unione Europea. Con 414 voti favorevoli, 224 contrari, 18 astenuti, il Parlamento UE ha dato l'ok alla procedura per verificare se il partito europeo dell'Europa delle nazioni e sovrane di cui fanno parte Vannacci e la tedesca AfD rispetti i valori fondamentali dell'Unione Europea. La Lega e Fratelli d'Italia hanno votato no a quel che mi risulta, Forza Italia ha votato sì. Sempre sul Manifesto, perché sono condensati gli argomenti più importanti di quest'oggi, visti certamente con gli occhi dei comunisti, ma che ogni tanto magari ci azzeccano pure. Titolone in centropagina sul quotidiano Il Manifesto: alla fiera dell'Est. Il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi. Potete essere d'accordo o no? Io quasi sono d'accordo col Manifesto. Per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara a chi ne compra di più, a chi compra più armi. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Non basta, il presidente USA è deluso dall'Europa e anche questo è un argomento che campeggia su tutti i quotidiani e ora vedremo le frasettine di Trump. Chiaramente siete qui ascoltatori, vicini, lontani, ovunque voi siate, in lavoro, lavoratori, state andando al lavoro, siete in splendida vacanza al mare, ai monti, ai laghi. Scrivetemi un WhatsApp 340 6709 659 per commentare le notizie di quest'oggi. E tra i trafiletti in prima pagina sul nostro quotidiano di riferimento, il quotidiano Il Manifesto, c'è anche l'Unità, accidenti, perché oggi in Unità non c'è e potrebbe non esserci mai più, signori. L'Unità chiude
il PD di Schlein vuole comprare l'Unità, trattativa con Romeo, che non è il nostro Romeo. Nel giorno in cui l'imprenditore Alfredo Romeo, editore dell'Unità, annuncia lo stop alle pubblicazioni dello storico quotidiano, dal PD arriva l'annuncio: siamo interessati all'acquisto. E se Romeo accusa i Dem di essersi sfilati dalla trattativa, dal Nazareno rilanciano: siamo interessati. Così sapete anche perché, so che molti di voi lo stanno cercando già a quest'ora in edicola, il quotidiano L'Unità, e avete capito perché non c'è, perché chiude. Ma forse il PD lo compra e chiaramente sarebbe bellissimo. Io ci scherzo, ma con un abbraccio a tutti i giornalisti di destra, di sinistra, non ce ne frega niente, e che vedono la propria cadrega che balla. E anche da noi, signori, si fanno di quei balli, ragazzi miei. Non vi dico la fatica di arrivare a fine mese e soprattutto la felicità quando vedi che è arrivato lo stipendio. Questa è una piccola parentesi per dire grazie a tutti voi che ci sostenete anche attraverso quei famosi 5 euro che Sammy Varin vi pietisce ogni tanto, anzi spesso, attraverso il conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, attraverso il sito internet radiolibertà.net, cliccando in alto a destra Dona ora. Doniamo tanto Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Anche lui condensa bene ciò che è avvenuto nelle ultime ore, ma mai come le agenzie della notte. Perché? Perché mentre si discuteva ad Ankara cosa fare nella NATO, si è ricominciato a sparare. Nuovi attacchi americani in Iran, scrive il sito del Corriere. Il comando USA ha segno su 80 obiettivi. Teheran, violata l'intesa, colpite le loro basi in Bahrain e Kuwait. Insomma, hanno ricominciato a sparare, mentre più in basso, sempre il Corriere nel sito elettronico, titola Ankara, la distensione Meloni-Trump. Lui dice: la premier italiana mi piace, ma per noi non c'è stata. Ecco la frase che campeggia praticamente su tutti i quotidiani. Quindi è simpatica, ma non c'è stata. Va bene. Nuova ondata di bombardamenti USA in Iran, titola invece il quotidiano La Repubblica, che però in questo momento ha una striscia rossa. Esce una notizia che non ci aspettiamo: Mario Adinolfi arrestato a Roma, truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva. Questo il titolo in apertura del sito di Repubblica, che bagna il naso anche al Corriere. È il primo sito a mettere una notizia del genere. Arrestato Mario Adinolfi. Andiamo su Avvenire. Avvenire titola questa mattina Affari e minacce. Oggi l'atteso incontro tra il presidente americano e l'ucraino Zelensky, ed Erdogan ha già vinto. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse, e si parla di armi, e le lamentele di Trump sugli alleati NATO. Meloni compresa, una brava persona, ma per noi non c'è stata. È arrivato di pessimo umore il presidente USA Donald Trump al vertice NATO di Ankara, ancora furibondo per il mancato appoggio degli alleati europei alla sua guerra in Iran. Il tutto mentre poche ore prima al Forum dell'Industria della Difesa, che ha preceduto il vertice, si siglavano contratti e joint venture del valore di almeno 50 miliardi di dollari, secondo fonti NATO. La premier Meloni è arrivata più tardi del previsto e ha partecipato alla cena con i capi di Stato. Dopo il violento attacco alla Presidente del Consiglio dell'altro ieri, Trump ha detto: Meloni è una brava persona, mi piace, ma per noi non c'è stata. E ha di nuovo messo nel mirino Francia, Germania, Regno Unito e la stessa Italia, che non hanno aiutato gli USA, mentre ha ribadito che forse sposterà le truppe dall'Europa e si è detto ottimista sulla pace in Ucraina. Oggi si entra nel vivo delle questioni. Sempre sul quotidiano Avvenire,
c'è la Francia e c'è la Le Pen. Oggi veramente è dappertutto la Le Pen. Condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo. E chiaramente ne sapremo qualcosa di più da altri quotidiani. Intanto grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo, 340 6709 659. Approfittate anche perché alle 9 arriva il sottosegretario Alessandro Morelli, quindi se avete domande particolari di politica e non da proporre, fatele, scrivete per Morelli 2 punti e il testo della domanda. Inviate solo WhatsApp al 340 67 09 659. Io parto dal Corriere per rendervi un attimo l'idea delle principali notizie del giorno e di come vengono esaminate in maniera assurda ed esagerata dai giornaloni. Trump scuote il vertice della NATO, titolo principale. In basso a destra il verdetto in Francia, lei farò ricorso, bracciale elettronico, ma Le Pen, 2 punti, mi candido. Di spalla confessa una spia ucraina uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, 34 anni, accusata dell'attentato di Monaco contro l'oligarca Emolayev. 2 gli arrestati, anche uno 007 ucraino che avrebbe già ammesso sono stato io. Il blitz nel Principato, nel quale sono rimasti feriti in 3, risale al 29 giugno. La donna era ricercata dall'Interpol. Ma vi dicevo, oggi di notizie ce n'è veramente tantissime e un semivarin serio non può non dirvele tutte, poi chiaramente decidete voi e decido io quale approfondire. Notizie top secret ai russi in cambio di soldi. Arrestati 2 ex 007, centropagina del Corriere. Notizie top secret in cambio di soldi alle spie russe. Per questo 2 007 sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Ai domiciliari Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, ex AISI in pensione. 007. Indagati 5 militari del settore cyber della difesa che li informavano. Ma non è finita, sempre sul Corriere. Intervista a Ranucci, la Vitola amico, ma mi avrebbe fatto mai mi avrebbe fatto del male. E altra polemicuzza che il Corriere rifila soltanto in un piccolo riquadrino in basso, ma che viene esaltata questa polemicuzza e di brutto su altri quotidiani. È il caso di penetrare il Corriere? Allora, guarda, sai cosa faccio? Vado soltanto su questo articolo, che è quello che magari fa più paura tra virgolette, a proposito degli 007, a proposito di queste fughe, vendite di notizie, eccetera. C'è l'intervista con il ministro della difesa Guido Crosetto, la preoccupazione di Crosetto a pagina 13 del Corriere: non siamo impenetrabili, ora un patto con tutti i partiti. Il titolare della difesa in questa intervista sul Corriere dice: le spie sono ovunque, la democrazia va difesa. Sono anni che metto in guardia contro questi rischi, non sono solo nel mio ministero, fortunatamente da noi li becchiamo. Questa è l'intervista che oggi campeggia sul quotidiano Il Corriere. Il Fatto Quotidiano fa finta di niente, firulì firulà, la bomba anti-Ranucci, la chiama così, l'amico, la Vitola e il giallo di Corrado. Il Fatto Quotidiano tira in ballo un altro tipo, svolazzando su questo la Vitola, che invece era molto amato in certi ambienti. Il Giornalista, contro report della mia reputazione. L'imprenditore, questo Corrado, oggi ristoratore, accusato di concorso in tentata strage con l'aggravante del metodo mafioso. Nelle carte emerge però un'altra figura che deve essere tenuta al riparo, il giallo di Corrado. Non avete capito niente? Non c'è niente da capire, semplicemente ora vediamo cosa scrivono gli altri giornali. Ma il Fatto Quotidiano mette in centropagina la notizia più importante: Crosetto stanzia 19 miliardi in armi,
per il futuro governo. Ok? Si porta avanti il Fatto Quotidiano. Nato ad Ankara, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. Questa la titolazione del Fatto Quotidiano. Adesso ho imbarazzo a scegliere, perché forse il titolo più carino è quello di Libero. Andiamo su Libero, ci state? Dai, guarda il titolo di Libero: una bomba per amico. Ho scelto te una donna per amico, la famosa canzone di Lucio Battisti è diventata una bomba per amico. Attentato a Ranucci, l'accusa di strage per il presunto mandante La Vitola, il conduttore di Report: c'era amicizia, cioè erano amici, non mi avrebbe mai fatto del male. Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante, ora verità. Una bomba per amico. Chiaramente noi ci scherziamo, ci scherza Libero, ci dispiace per quello che è avvenuto a Ranucci. Non è colpa nostra se non ci sta simpatico, non è capita, è a pelle. Ci sono quelli, però stare antipatici e fare anche un'informazione potente è una cosa bella, sicuramente. È peccato che Ranucci la sua informazione troppo spesso l'ha fatta a senso unico. Conte, rispunta il salvasuocero. Siamo sempre in prima sul Libero. In commissione Covid irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. Ma di spalla un'altra notizia che è tra le notizie del giorno e che riguarda il partito di Vannacci in Europa. E a proposito di Europa, domani giovedì alle 9 avremo il capodelegazione europeo della Lega, Paolo Borchia. Indagine UE sui partiti critici con la UE. Particolare come titolo. Corrado Ocone dice: tira una brutta aria per la democrazia e non solo per i tanti nemici esterni che ne contestano i principi, ma anche per il fatto che coloro che dovrebbero esserne gli alfieri contravvengono senza porsi troppe domande ai principi fondanti di questo ordine politico. Dove vorrà arrivare Corrado Ocone? Ragazzi, vi dovete trovare per forza in edicola il quotidiano Libero. Stavo guardando Lucia Esposito con la sua rubrichetta Libera che titola "A tutta birra", tra parentesi, analcolica. Vediamo un attimo cosa dice, visto che sono interessato seriamente, lo sapete, mi sono dato al no alcol e da un annetto, e mi sto anche divertendo a provare tante cose buone e tante schifezze, ma io sono uno che ama le emozioni forti, senza alcol. Il tedesco che dopo aver lavorato sodo parcheggia la Volkswagen, si tiene in salotto e si siede in salotto e trangugia boccali di birra davanti alla nazionale. È un ricordo sbiadito come quello della Germania, locomotiva d'Europa. Si è disintegrato pure il mito della birra, scrive Libero. Ai tedeschi piace sempre più quella analcolica. E come se non bastasse questa conversione quasi eretica, chi resta fedele alla tradizione beve meno, un cambiamento che ci fa barcollare da sobri. Non ci eravamo ancora ripresi da un'altra notizia altrettanto destabilizzante che ha distrutto lo stereotipo del tedesco produttivo e staccanovista per consegnarci un fannullone cagionevole. Un dipendente si assenta in media 3,5 settimane in un anno per motivi di salute. In Italia, secondo l'Ocse, la media è di 0,6 settimane. Il cancelliere Merz annuncia una stretta sui certificati facili, un punto di partenza per far nuovamente marciare la Germania, a cominciare dall'industria automobilistica che, assediata dai cinesi, taglia 100.000 posti di lavoro. I mondiali hanno lasciato al palo pure la nazionale tedesca, eliminata dal Paraguay. Cosa rimane del mito teutonico? I Krauti, forse, perché anche i booster sono in crisi, signori. È articolo divertente di Lucia Esposito. Ma l'avete provata la birra analcolica?
Guarda che non è male, eh. Non è niente, anni fa faceva veramente schifo, vi giuro non è niente male. Per il vino senza alcol c'è ancora da lavorare. Sono sul quotidiano Libero, lo sfoglio insieme a voi. Prima della pausa, pagina 2, i PM indagano la Vitola per strage, Ranucci incredulo. È un amico vero, non avrebbe voluto farmi del male. Paginone su questo fatto. Cadono i teoremi sul governo. Fratelli d'Italia, ora chiedeteci scusa. Altro paginone. Dalle carte antifini all'estorsione a Silvio, le 1000 vite di La Vitola. Pagina 5 di Libero, se volete conoscere questo signore, giovane socialista, quando si oscura la stella di Craxi si avvicina a Berlusconi, che tradirà, e inizia la scalata in nome della spregiudicatezza su Casa di Monte Carlo e caccia ai senatori. Riparato all'estero per mesi, finisce in cella ed evade dai domiciliari, poi entra nella ristorazione. Un bel tipo, vero? Pagina 6, radar svedesi, sottomarini tedeschi. La NATO prova a difendersi da sola. Ad Ankara contratti per decine di miliardi, dalle misure antidrone ai proiettili fino ai missili. Ogni acquisto copre un buco lasciato dagli Stati Uniti. Donald avvisa: potrei ritirare tutti i soldati. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Si intitola Il grigio
davanti agli occhi, questa composizione di Across Music, due grandi musicisti che si ritrovano, hanno percorso strade diverse, si sono ritrovati per fare buona musica, tutta roba strumentale. Trovate facilmente tutto sugli store digitali, su YouTube, Across, scritto con la K, Music. 4 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno da Sammy Varin, grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 340-6709-659. Casualmente la sorpresona che mi hanno fatto in redazione, gli auguri di buon compleanno, siete dei pazzi, ma ripeto, gli auguri non vanno solo a me, ma anche a Giulio Cainarca, ai tanti che oggi compiono gli anni, tra parenti, amici e tra molti di voi che chissà perché si fa l'amore in inverno, primavera e poi si nasce l'8 di luglio. È vero, si usava così un tempo, i bei tempi che si faceva all'amore. E tra poco leggo i vostri messaggi, prima però sono su Repubblica perché praticamente hanno arrestato Mario Adinolfi, nome molto noto nella politica, ma non soltanto, ha fatto l'Isola dei Famosi, non ditemi se questo ciccione non l'avete mai visto, a me sta simpatico, anche se le idee sono quello che sono. Mario Adinolfi, arrestato a Roma, truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva. Il ritratto, il poker, la religione e l'Isola dei Famosi, la vita al limite del giornalista ultracattolico. Così scrive in questo momento il sito di Repubblica, mentre il Corriere punta sui nuovi attacchi americani in Iran. Il comando USA segnala che sono andati a segno 80 obiettivi. Teheran dice violata l'intesa, colpite le loro basi in Bahrain e Kuwait. La notizia dell'arresto invece non appare sul sito elettronico del Corriere. WhatsApp, certamente, cominciando da uno audio, sentiamo che dice questo. Buongiorno Sammy, sono Albino, buongiorno a tutti coloro i quali sono già all'ascolto. Allora, ieri sera... è quello che abbiamo trasmesso poco dopo le 7.30, grazie Albino della segnalazione, ci parlava del film Citizen Vigilante, che dovremmo guardarlo tutti quanti, e io Albino aggiungo anche no. Però chi lo volesse ricevere può scrivere un messaggino al 340-6709-659, quel film ritirato in Germania e in Europa perché considerato razzista. Grazie Mario degli auguri, grazie naturalmente anche a Mauro da Cermenate e alla nostra Luciana da Muggiò e a... Gian Damoyan da un padano puro sangue, e io abbraccio naturalmente idealmente tutti coloro che la radio l'hanno fatta con me in 50 anni di radio. Ci sono colleghi veramente vecchissimi, ma anche ascoltatori, tra virgolette, vecchissimi del sottoscritto Sammy Varin. Molti di questi adesso sono diventati senatori, deputati e mi confessano a microfono chiuso e non soltanto di essere stati miei ascoltatori ai tempi del liceo. Ascoltavano Sammy Varin in radio e poi giustamente si sono buttati nella politica, come ha fatto del resto sottoscritto, ma restando un radiofonico. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, facendo gli auguri a Giulio Cainarca, sottoscritto, ma ripeto, non esageriamo, sono soltanto 60, no, fa solo impressione essere passato dai 50 ai 60, Francesco, davvero, quella è una roba un po', diciamo addio agli anta, 50, adesso sono 60, insomma, vabbè. Oramai la NATO si mostra per quello che è, la parodia di una scena di Fantozzi, quando tutti i dipendenti inferiori leccano e applaudono in modo cerimonioso il mega capo galattico mentre fa il suo discorso. Ditemi un po' se non può avere ragione questo, e devo dare ragione anche al quotidiano Il Manifesto di quest'oggi. L'Unità chiude, ma è la terza o la quarta volta, e anche basta, non lo compra più nessuno. Tanto rispetto
per l'informazione di nicchia, ci siamo dentro anche noi, solo che noi costiamo molto di meno, ecco, lo diciamo per quelli che magari dicono, ecco, la radio è forse la motivazione di esistenza di un'informazione ancora importante, ma che costa meno di altro. Soprattutto, sai, un caso come la Lega, il centrodestra, eccetera, giusto utilizzare tutte le piattaforme possibili e immaginabili, quindi i social, importantissimi, i quotidiani, quando ti cagano, e la radio che poi è anch'essa Radio Libertà è sui social, è sul DAB, insomma ci sono tante possibilità per sfiorare tante corde diverse di chi ancora crede in una possibile buona politica, che ve l'assicuro esiste, e come bisogna saperla e volerla raccontare. Troppo spesso le notizie sono così brutte e terribili riguardanti la politica e ci si sofferma solo su quelle brutte e terribili. Qui, in questa rassegna stampa, cerchiamo anche di dire cose un po' più belle. Sammy, ma se si toglie la cittadinanza ma rimangono ancora qui, cosa cambia? Continueranno a delinquere. Pietro, questa è una bella obiezione. Ti prometto che gliela metto sul tavolo a Morelli alle 9. L'unità chiude? Tutti che non ci credono, ma smettiamola, dai. Si può dire anche qualche buona notizia. Non è una buona notizia. È di 2 ore fa. Può scrivere se arrestato. Notizia data da Repubblica, citata in radio da Sammy. Gli ha scritto a Mario Adinolfi questo. Questo scrive a Mario Adinolfi chiedendogli se davvero è stato arrestato, perché io ho dato la notizia. L'ho data io perché l'hanno data tutte le agenzie, tutti i siti, o meglio, stiamo parlando di Repubblica. Effettivamente il Corriere, fammi dare ancora un'occhiata, non la vedo tra le prime notizie. Il Corriere o a qualche giornalista che ancora sonnecchia, oppure giustamente, magari un po' più prudentemente, sta controllando la notizia. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Grazie anche a Dani da Como, bacini e bacetti. C'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo. Io, carissimo, buongiorno, intanto buongiorno Sammy, auguri per il tuo compleanno. Grazie. Niente, per quanto riguarda il film lì, Citizen, vorrei fare una precisione. Finché ce n'è uno che si chiama Denzel Washington, nero, no? Che spara e uccide tutti i bianchi, nessuno parla di razzismo. Equalizer 1, 2, 3, 4. Quando è un bianco che spara o uccide tutti i neri, siamo tutti razzisti. Allora, buona giornata e buon proseguimento del programma. Ciao. Grazie caro, e l'ideale sarebbe non ammazzare proprio nessuno, punto e basta. Ciao Sammy, mi fai avere quel film? Abbi pazienza, te lo invio sicuramente in mattinata, ma è sparito un quotidiano comunista. Come sopravviveremo? Tranquilli, non piangete, c'è ancora il manifesto. Auguri di cuore a Sammy Varin. Rosanna da Sesto San Giovanni. Rosanna sempre gentile e sempre avanti, assolutamente. Io spezzo una lancia per tutti i giovani e i vecchi leghisti, quelli storici, con cui ci siamo incrociati tante volte negli anni 90 a decine e decine di manifestazioni, anche quelle pericolose, tipo quella di Bologna, è vero. Tantissimi auguri a te Sammy e Cainarca. Elena, segretaria della sezione di Crocetta del Montello, Treviso. Buon compleanno da Silvestro, grandissimo. Tanti auguri anche al nostro caro Giulio, lunga vita professionale a entrambi. Ma sì, diciamo che per noi l'importante è fare qualche cosa che vi interessi, che vi piaccia, che renda un'informazione giusta e diversa. Grazie Enzo da San Mauro Torinese. Una domanda: se a livello comunale ci sono sindaci che vietano l'uso di manganelli e taser, a livello di polizia di Stato si potrebbero autorizzare procedure come queste? Magari anche l'uso di proiettili di gomma nei casi più gravi? Bravo Gianluca,
Segniamo giù la domanda, segniamo giù. Mi ritufo, mi devo rituffare assolutamente sui quotidiani perché sono in ritardissimo, colpa vostra, colpa vostra. Ad Ankara, Meloni a tavola con Trump, Giorgia taglia corto, rapporti cordiali, è il paginone numero 7 del quotidiano Libero che sto sfogliando con voi. La sconfitta degli USA ha fatto godere il mondo. Dopo la revoca della squalifica all'americano Balogun, gli sportivi hanno tifato Belgio, che ha ridicolizzato Donald. Ma a interessare a noi è l'articolo di Francesco Storace in taglio basso. Ulivieri insiste, ius soli nel calcio. E quindi avremo le squadre, la squadra italiana strapiena di immigrati. Eccolo qui il semivarin razzista, ma in senso buono, e ti pareva che il compagno Renzo Ulivieri non dovesse dire la sua. I mondiali, dice il presidente degli allenatori italiani, dimostrano che ci vuole lo ius soli sportivo, e strattona la politica con un suo scritto sul sito dell'associazione. In pratica è la legge che vorrebbe, non si capisce se a titolo personale o a nome di tutti. Alla nazionale ci dovrebbe pensare anche la politica. Se vediamo le squadre straniere, ci sono 5 o 6 giocatori neri. Abbiamo bisogno di leggi per come si sta evolvendo la cittadinanza e dobbiamo portare più stranieri al campo da calcio. E qua mi fermo, ragazzi, perché non voglio farvi star male mentre fate colazione. Tutto vostro. L'articolo di Storace a pagina 8 di Libero. Anche su Libero, pagina 15, condannata ma eleggibile Le Pen. Mi candido e noi naturalmente la amiamo. La leader del Front National annuncia il ricorso in appello. Ho fiducia nei francesi, se vinco Bardella sarà premier. Li amiamo entrambi. In taglio basso c'è anche Farage che si dimette, ma per un attimo sfido i poteri forti. Sotto inchiesta per donazioni sospette, il politico non arretra, sono innocente, ma mi giudicheranno le persone. Siamo sempre sul Libero, ancora a girare le pagine, maledette lame in tasca. Purtroppo è diventata la moda, ragazzi. E chissà chi ce l'ha insegnato. In Veneto, un marocchino irregolare prova a scagliarsi contro un uomo che non conosceva, un morto a Palermo. Siamo a pagina 19 del quotidiano Libero. E attenzione al centro pagina, l'aggressore di Milano con la foto profilo da jihadista. Ah! E finora non si diceva questa cosa. Lamin Saidili, lo ricordate? Il 22enne italo-gambiano che sabato mattina ha coltellato un uomo scegliendolo a caso a Milano, l'ha ferito per circa 20 volte di fila e l'ha mandato all'ospedale in condizioni gravissime. Per ora resta in carcere, sai che non si ricorda più niente. Il GIP che sta seguendo il suo caso ha appena accolto la richiesta di convalida dell'arresto presentato dalla procura con la motivazione che se non trattenuto in galera potrebbe addirittura avere altri comportamenti simili, a coltellare altra gente. Tra l'altro è stata la sua stessa difesa a non insistere, domandando la possibilità dei domiciliari anche per non mettere in difficoltà il padre. C'è un particolare però al vaglio degli inquirenti in questa drammatica e dolorosa vicenda che proprio una bazzecola non pare. Facciamo vedere in radiovisione questa pagina, Francesco. Già, guardate che fa questo. Questo è la foto profilo di Lamin in versione jihadista, con di fianco il mitra mentre prega il suo Dio. Lamin, come fotografia del suo profilo su WhatsApp, ha scelto l'immagine di un guerrigliero islamico, più precisamente, come riferisce il Corriere della Sera, un mujahideen raccolto in preghiera, il quale ha a fianco un fucile M4 e sullo sfondo è circondato dal mare. Gli agenti dell'antiterrorismo e della Digos, in queste ore tra Milano, dove si è compiuto l'agguato, e il Trevigiano, dove Lamin viveva con la famiglia, stanno cercando di capire se il ragazzo abbia intrapreso un cammino di radicalizzazione
religiosa, cosa che tuttavia al momento e dai primi riscontri non sembra. Papà Dudu a tal proposito conferma che il 22enne, quando era con lui, pregava 5 volte al giorno insieme a me, frequentava il centro islamico del paese una volta a settimana, ma non ha mai manifestato elementi di estremizzazione. Cioè, c'è l'islamico che prega con a fianco il mitragliatore. Sono dei disturbi strani oggi, in antenna. Come mai? Come mai? Giro la pagina, signori, sempre il quotidiano Libero, oggi piatto ricco, micifico, prodotti italiani fregati dalle importazioni bio, tra virgolette però. Coldiretti lancia l'allarme. Abbiamo il primato delle coltivazioni biologiche, ma siamo invasi da cibo straniero senza trasparenza, signori. Attenzione, quando fate la spesa, da sempre cerchiamo prodotti italiani, sempre che il portafoglio ce lo permetta, ma voi maniaci del biologico, attenzione perché ve lo prendete in quel posto, dal punto di vista biologico naturalmente. Luigi Merano ci spiega, è record di arrivi di prodotti biologici extra UE sulle tavole italiane, con un aumento del 26% delle importazioni nel 2025 che fa salire oltre 300.000 milioni di chili, 300.000 milioni di chili, il totale degli arrivi dall'estero, con un impatto preoccupante in termini di trasparenza verso i cittadini e la concorrenza sleale per i produttori italiani. Un'analisi di Coldiretti Bio sulla base degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione europea, dalla frutta e verdura all'olio d'oliva, dai cereali come il grano fino alle spezie, un fiume di prodotto attraverso ogni giorno le frontiere nazionali per essere commercializzato sotto il logo con la bandierina verde, la dicitura agricoltura non UE, magari apposta in caratteri poco evidenti, con un netto deficit di trasparenza verso i cittadini che li acquistano, ma il rischio è anche, spiega Coldiretti Bio, che l'invasione di prodotto straniero a basso costo finisca per mettere all'angolo quello italiano di qualità, causando un'inversione di tendenza rispetto alla crescita dei terreni coltivati e facendo diventare l'Italia un paese importatore invece che produttore. Qua mi fermo, ma noi abbiamo pochi sponsor, tra questi c'è l'olio extravergine di oliva Acerbis che abbiamo in onda alle 9 del mattino il martedì e il venerdì, e sentite Alberto che cosa dice spesso su queste frequenze. Vado avanti, signori. Non ci crederete, ma siamo inondati di WhatsApp e naturalmente vi bacio in fronte tutti quanti. Chi scrive al 340-6709-659, ma è giusto che io adesso vada sul quotidiano La Stampa, perché la Le Pen la mette addirittura in apertura. Wow, Le Pen. Corro per l'Eliseo. Dalla Francia alla Gran Bretagna, la sfida dei leader nazionalisti. Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi. Ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage. Lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Chiaramente noi li amiamo perché sono personaggi che magari abbiamo anche ospitato nella nostra manifestazione di qualche mese fa a Milano, in Piazza Duomo, quella con Sammy Varin che faceva lo speaker. Questa sera sono candidata alle elezioni presidenziali. Marine Le Pen lo annuncia alla Francia dopo la sentenza in appello del processo per sottrazione di fondi pubblici del Parlamento UE. La leader del Rassemblement National era stata condannata nel 2025 a 4 anni di prigione e all'ineleggibilità, una pena alleggerita di molto in secondo grado. Gli anni di carcere sono diventati 3, di cui 1 con il braccialetto elettronico, e l'interdizione dalle cariche pubbliche è stata limitata a 15 mesi già scontati, e quindi diciamo che gli hanno proprio fatto la cosa appositamente per lei, diranno gli oppositori. Infatti c'è subito Flavia Perina che scrive: quei sovranisti dalle 7 vite, proprio come i gatti. Restiamo sulla Stampa.
paginone, chiaramente sulla Le Pen, condanna a metà, mi candido a presidente e senza braccialetto. L'analisi che vi dicevo di Flavia Perina: i leader populisti risorgono dalle loro ceneri. Da leggere, signori, sono di corsa, non ce la faccio, ma passate in un bar, fregate il quotidiano La Stampa per qualche minuto. Ce n'è anche per Farage: finte dimissioni, lascio e mi ripresento, sarà il popolo a giudicarmi. Il leader della Brexit, travolto dagli scandali per i finanziamenti illeciti, ora cerca una soluzione contro i poteri forti, è l'ennesima rinascita. Combatterò per vincere e per continuare la rivoluzione politica che Reform ha iniziato. Sono la figura pubblica più attaccata verbalmente o fisicamente dell'epoca moderna. È andato negli USA per l'Independence Day ed è tornato con una nuova determinazione. Da notare in taglio basso, ne parla comunque più di un quotidiano, Roberto Vannacci. Lo intervistano per qualche riga, dice: l'idea di interdire Marine Le Pen gridava vendetta. L'eurodeputato dice: il voto contro i finanziamenti UE al mio gruppo, una decisione politica. E anche di questo parlano i quotidiani e la Lega, ricordo, ha votato no. L'estate di Lampedusa con i turisti tra i migranti, la patria dell'accoglienza, signori. Vorreste andare in vacanza a Lampedusa? Io comincio a essere anche curioso. L'estate di Lampedusa con i turisti tra i migranti, la patria dell'accoglienza, viaggio nella terra di frontiera che ha imparato a vivere con l'emergenza. Pagina 9 del quotidiano La Stampa, paginone direi. Giro di nuovo. E una notizia particolare, se non fosse che c'è di mezzo una giunta di centrodestra, a quanto pare. Giocano a carte nel parco, multati. Francesco, devi stare attento tu, che molto spesso questa cosa la fai qua nei parchetti, ti sdrai sulla panchina, giochi a carte. È successo alla Spezia, l'episodio nei giardini del centro di La Spezia. La sinistra insorge, il no comment del sindaco che a quanto pare non è di sinistra. Anche perché la multa, sono 200 euro di multa ciascuno. Così dovranno pagare 12 cittadini del Bangladesh, sorpresi dalla polizia locale di La Spezia a sdraiarsi sulle aiuole al fine di giocare a carte all'interno dei giardini storici della città. Allora, io posso dire la mia, non voglio difendere la giunta che non è di sinistra di La Spezia. Chiaro che un conto è giocare a carte, un conto è stare stravaccati, sdraiati sulle aiuole, magari senza ciabatte. Non è una cosa bella, perché dopo 5 minuti magari lì mi siedo io, o no? Qua mi fermo, ma c'è un riquadrone oggi con la foto anche della multa, 200 euro a testa per ogni cittadino del Bangladesh. Pagina 19, sempre sul quotidiano La Stampa, ragazzi. Non comprate La Stampa, però oggi sarebbe da comprare. Dazi e controlli contro il riso dell'Est. Bruxelles fermi la concorrenza sleale. Si parla di Piemonte, la patria del riso. Il governatore del Piemonte Cirio, capodelegazione al Comitato Europeo delle Regioni, dazi e controlli più serrati per il riso che proviene dal sud-est asiatico. La guerra sul cereale più consumato al mondo parte dal Piemonte, esportatore per eccellenza dall'Italia, che a sua volta è il primo produttore del continente. Ieri il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, come capodelegazione al Comitato Europeo delle Regioni, ha incontrato gli stakeholder nostrani, spagnoli, francesi e greci, da Coldiretti alla Coppa Cogeca, per discutere del parere che intende far votare a Bruxelles entro la fine dell'anno. Al centro quella concorrenza sleale da parte di paesi come Thailandia, Cambogia, India e Myanmar, che rischia non solo di impoverire gli agricoltori europei, ma di farli fallire. Se ne parla quest'oggi in un riquadrone sul quotidiano La Stampa, a pagina 19. La Verità.
ombre sull'attentato a Ranucci. Ci sono anche tante vignette sui social riguardo questo, che si è fatto fare l'attentato. No, assolutamente, però fargli l'attentato sarebbe stato un suo caro amico. La Verità la mette così: ombre sull'attentato a Ranucci, spuntano amicizie pericolose e possibili piste sentimentali. La Vitola è accusato di tentata strage con metodo mafioso, eppure è amico del giornalista, che conferma: lo sento dal 2019, vado spesso a mangiare da lui. Agli inquirenti qualcosa non torna. Gli esecutori tirano in ballo un Corrado, come il famoso conduttore Corrado, nel senso che ha lo stesso nome del grande Corrado della corrida, e uno dei primi che ha fatto radio. Francesco Borgonovo si occupa invece di un'altra cosa, che ne parla solo lui sul quotidiano La Verità. La nuova Elena di Troia è di colore e contesta Omero perché poco femminista. Argomento che fa sorridere, ma che fa capire anche tante cose, a bradar. Francesco Borgonovo oggi a pagina 15, solo sul quotidiano La Verità, che di spalla parla di Conte che piomba in commissione Covid e spara su Fratelli d'Italia per non parlare di sé. Altri dettagli sulle mascherine difettose. Naturalmente sulla Verità c'è anche Marine Le Pen, arriva la condanna, lei fa ricorso, però potrà candidarsi, e un riquadretto sul pensiero unico. L'Unione Europea indaga sui valori di AfD e Vannacci. Ok, non siamo qui a difendere Vannacci, ma si parla anche di libertà. Il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame, attaccò agenti nelle celle inglesi. A Verona un marocchino lo imita. Non è finita, sulla Verità Francesco Borgonovo fa sempre notare cose importanti. Oggi Ettore Gotti Tedeschi commenta le notizie secondo cui la nostra religione è sotto scacco, non solo la società, le porte aperte agli immigrati usate per far fuori il cattolicesimo. E proprio con Alessandro Morelli alle 9 questa mattina magari ne parliamo, anche perché ho sentito che a Torino si è celebrato il funerale di un islamico in una chiesa cristiana, con tanto di bara, incenso e tutti gli elementi tipici della nostra liturgia. Un po' strano. La Meloni, brava persona, Trump non sa più cosa dire, scrive oggi in prima pagina il quotidiano La Verità. Tra poco lo sfogliamo insieme. Adesso c'è la pausa con una bellissima canzone reinterpretata in maniera importantissima. Tutti zitti, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 4408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo
tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello, il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit, no. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I told him I didn't like the way he got things done, sleeping on the job, no. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing that I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. This I know, happiness will come to meet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, no. I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Beh, è chiaro, oggi ci sono importanti compleanni e quindi festeggiamo chi compie gli anni anche con questo pezzo molto molto raffinato che vi invito a cercare su internet e anche su YouTube. Lei si chiama Gabriel Cavassa, ha appena fatto un album intitolato Diavola in cui c'è anche questa reinterpretazione di Raindrop Keep Falling on My Head, celebre classico scritto da Bacharach e Hale David in una raffinata interpretazione veramente importante di Gabriel. Cercatela perché è anche un bel sottofondo musicale per la vostra mattina, chi fa un po' di pulizia in casa, chi semplicemente è come al solito in coda per andare verso le grandi città. Ci si rilassa. Messaggi al 340-6709-659. Dicevamo, tanta gente che compie gli anni quest'oggi. Stiamo facendo gli auguri a tutti quanti. Il fatto che ci sia anch'io in mezzo è solo un caso, ma non c'è niente da festeggiare dopo i 30. Bravo a questo ascoltatore. Quindi Francesco, ci sei ancora, puoi ancora festeggiare. Dai, resisti, mi raccomando. Sto aspettando le notizie alternative, scrive Marco, che mi fa avere sempre ogni mattina notizie gumblottiste. L'OMS spara numeri sui morti di caldo e cose del genere che chiaramente, Marco, io ti ringrazio, ma non riesco mai a star dietro a tutto quanto, anche perché la mia è una rassegna stampa e quindi devo stare sul cartaceo, purtroppo. Tanti auguri Sammy, anche tu un cancro come me dal punto di vista zodiacale ovviamente. No Agnese, anche dal punto di vista fisico ci sono passato, però ragazzi siamo ancora qui a raccontarcelo. Tenaci, testardi, ma comunque sempre rispettosi di tutti. Sì, Agnese, i cancerini sono particolari, sono anche molto romantici, però non lo danno a vedere, ma si offendono con facilità, ma magari non lo danno a vedere, poi cambiano umore da un giorno con l'altro. Non è il mio caso. Tanti di questi giorni, Sammy, tanti auguri. Edda, non auguri, ma opere di bene. Mi raccomando, conto su di voi. Conto corrente postale 37671294. Ah, che bastardo Sammy Marini. Persino il giorno del suo compleanno lo strumentalizza. Non posso dire la brutta parola. Davvero, aiutate Radio Libertà. Non vogliamo fare la fine dell'unità, ok? Soprattutto non abbiamo nessuno che ci compra, e chi ci sta dando una mano, e pochi sponsor, e il partito della Lega Salvini Premier, chiaramente di soldi ne ha pochi, e quindi è durissima sopravvivere se non grazie al vostro aiuto, anche tramite il sito internet radiolibertà.net, cliccando in alto a destra dona ora, e con una carta di credito, con un bonifico, ci fate quello che volete. Io sono sempre per i famosi 5 euro. Ulivieri va pensionato, gente così fa male al calcio, forze fresche. Caro Silvio, allora io, lo sai, sono per i pomodori nei campi di pallone. Se però proprio bisogna correre dietro a un pallone, almeno che non siano la maggior parte neri, nel mio infinito razzismo, ma in senso buono, cioè cerchiamo di insegnare il gioco del pallone agli italiani. Un vivaio di italiani non lo troviamo da nessuna parte. I calciatori si scelgono per il merito e lo stato di forma, non per il colore. E la verità è, Silvio, che probabilmente quelli neri sono molto più bravi di noi, non solo a giocare, ormai l'abbiamo capito. Mi puoi mandare il film? Grazie Enzo da Como. Sì, Enzo, molto volentieri. Chiaramente contate che questo film è in inglese, ha i sottotitoli in italiano, è Citizen Vigilante, quello censuratissimo dal quale noi prendiamo le distanze perché non si fa così, però
rappresenta un'incazzatura che sta arrivando in molti di noi e per evitare questa incazzatura bisogna fare leggi importanti. Ascoltate, tra un quarto d'ora arriva Alessandro Morelli, sottosegretario della Lega al governo, e parleremo delle nuove leggi che la Lega sta portando avanti proprio per far fronte a questi maledetti, posso dirlo, immigrati, perché quando fanno queste cose sono maledetti, che se ne fottono delle nostre leggi perché sanno che poi non vengono puniti e soprattutto non vengono rimandati a casa loro. Si parla di togliere la cittadinanza a queste persone, ma giustamente qualcuno mi dice sì, ma poi li rimandiamo anche a casa, vero? E quindi la famosa remigrazione. Ce la facciamo? Io penso di sì. Mi fermo perché devo proseguire la rassegna, ma proseguite pure alla grande a scrivermi perché io sono in onda anche più tardi, dalle 11 a mezzogiorno, quindi scrivete siorri 3406709 Naturalmente abbraccio tutti coloro che ci amano e ci stanno proprio aiutando attraverso una piccola donazione. Ma guarda, per festeggiare il compleanno di Sammy Varini e di Giulio Cainarca doniamo. Il sottosegretario di Conte in aula, sapevo delle mascherine inidonee, ne parla oggi a pagina 3 il quotidiano La Verità, che poi scrive che Le Pen sfida i giudici e corre per l'Eliseo, ma un riquadro anche per Vannacci e il partito dove milita in Europa. Strasburgo vota sì al pass politico, a processo il gruppo di Vannacci, che è un gruppo che noi della Lega comunque conosciamo. L'Eurocamera valuterà l'allineamento di ESN, ai valori europei. Esulta anche Forza Italia. E quando esulta Forza Italia noi non siamo contenti. Carlo Cambi, visto che in Romania lei è riuscito a far annullare le elezioni perché a Bruxelles non piacevano i risultati, stavolta la maggioranza Ursula si prepara in anticipo e cerca di tagliare i viveri a quelli che potrebbero essere gli oppositori al dogma europeo. In particolare in Germania e in Italia. Tentano di colpire Roberto Vannacci, che però un risultato politico lo porta a casa, spacca il centrodestra e la maggioranza di governo in Italia. A Strasburgo hanno infatti deciso, in nome di vaghissimi valori europei, di mettere sotto indagine il partito ESN, Europa delle Nazioni Sovrane, al fine anche di tagliare i finanziamenti al gruppo parlamentare, che però è cosa diversa dal partito a cui aderisce Futuro Nazionale dell'eurodeputato Vannacci. La mannaia europea peraltro si abbatte anche su altri gruppi politici estranei alla maggioranza Ursula. La Procura europea ha ordinato perquisizioni in Italia, Francia, Spagna e Belgio perché si sospetta che il gruppo Identità e Democrazia, ora sciolto e sostituito dopo le elezioni del 2024 da Patriot e SNN, di cui facevano parte Lega, Rassemblement National e AfD, si sia intascato 4,3 milioni. A maggior ragione, ieri il plenum dell'Eurocamera ha votato a scrutinio segreto la proposta partita dai socialisti di sottoporre a verifica se SNN rispetti le condizioni di registrazione e finanziamento stabilite dal regolamento sullo statuto. A condurre l'indagine sarà l'autorità per i partiti politici europei, le fondazioni, bla 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 bla. A Strasburgo Roberto Vannacci ha spaccato il centrodestra, Forza Italia esulta insieme al PD impersonato dall'onorevole Zan. Perché? Perché effettivamente hanno votato a favore. I socialisti europei hanno promosso la procedura di cui il voto del Parlamento costituisce solo l'avvio, approvato con 414 voti favorevoli, PPE, Renew, PSE, 224 contrari, ECR, a cui appartiene Fratelli d'Italia e Patriots con la Lega, 18 astensioni. E come dicevamo, Forza Italia ha votato sì. La Verità, pagina 10. Scafista condannato per naufragio si era rifatto una vita a Tarvisio. Beccato.
Pakistano ricercato in tutta Europa, fermato per caso durante un controllo. Aveva addirittura regolare permesso di soggiorno. Fabio Amendolara, solo sul quotidiano La Verità, pagina 10. Aveva trovato un lavoro, si era costruito una presenza apparentemente ordinaria a Tarvisio, a pochi chilometri dal confine, porta d'ingresso dell'Italia, crocevia tra Austria e Slovenia. Il suo permesso di soggiorno era scaduto, ma in fase di rinnovo. I documenti erano apparentemente in regola. Dietro quella normalità esibita da un pakistano di 37 anni, però, si nascondeva un'altra storia. È bastato che 2 agenti della Polfer di Gemona del Friuli decidessero di non fermarsi alla superficie. Durante un controllo eseguito il 25 giugno scorso nell'ambito di un'operazione internazionale di polizia ferroviaria, hanno approfondito gli accertamenti. Le banche date Interpol hanno restituito un'altra identità e con essa un'altra vita, non quella dello straniero che lavorava in una cittadina di confine, ma quella di un ricercato. È saltato fuori da un oscuro passato da scafista, trafficante di esseri umani, con una condanna definitiva a 20 anni di carcere in Grecia per naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a scopo di profitto. Che ne dite? 340 6709 659. Chissà quanti di questi ci circondano e magari ci preparano la pizza, e magari è pure buona la pizza. Pugnalate e botte a italiani e stranieri, marocchini senza freni nel Veronese, romeno salvo per miracolo, violenze soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine. Patrizia Floder-Reiter, un fine settimana di paura, quello che si è vissuto nella Bassa Veronese, accoltellamenti e aggressioni in 3 comuni, tutti da parte di marocchini senza fissa dimora. Articolo tutto vostro oggi sul quotidiano La Verità, che poi c'è naturalmente presente anche sul Gambiano accoltellatore. Non ne parlano tutti, ma c'è la pista della radicalizzazione nel carcere inglese. Nella prigione inglese che ha ospitato per 2 anni questo Seidi lì, si sono registrati episodi di diffusione di materiale estremista e l'aggressore di Milano era stato autore di assalti con lame nei confronti di agenti penitenziari, ma soprattutto, guardala qua, la foto dello stato del suo cellulare. Un signore con tappetino, vestito chiaramente da terrorista, che saluta il suo dio, Allah, con a fianco un mitra. Se io mettessi questa foto sul mio stato di WhatsApp, cosa mai pensereste? Che sono un pirla, sicuramente. Cultura islamica intrisa di violenza. Per Marco Lombardi, docente della Cattolica, è presto per parlare di terrorismo, ma la preoccupazione c'è. Problemi psichiatrici è un modo per non spiegare. Articolo di Matteo Carnielletto, oggi sul quotidiano La Verità, che a questo punto dico che sia imperdibile. Pagina 13, altro argomento. I lavori degli immigrati li faranno i robot. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale toglierà alla sinistra globalista ogni alibi. Non potrà più giustificare l'invasione con il bisogno di manodopera a basso costo. Emergerà così il suo vero fine: costruire un meticciato privo di identità per realizzare un utopico governo mondiale. Ragazzi, Boni Castellane oggi da sposare sul quotidiano La Verità, pagina 13. Vi consiglio di uscire di casa e andarlo a comprare. A quest'ora non dico che fa freschetto, però si riesce ancora a sopravvivere. Sempre sulla Verità, Radical Tilt, Omero ha parlato poco delle donne, la nuova Elena nera insulta l'Odissea. Francesco Borgonovo si occupa del Colossal in arrivo. Nolan ha scelto per la parte della regina la kenyota messicana Lupita Nyong'o, che pontifica sulle scelte del poeta. Musk contro regista, verme che striscia di fronte al woke per un premio. E d'altronde, dice Borgonovo in questo articolo, immaginate se per una storia africana avessero scelto un'attrice caucasica. La moglie di Menelao viene descritta con braccia bianche e collo di cigno. Però, carina l'attrice kenyota messicana prescelta, però
puntini, ragazzi, pagina 15 della Verità, piatto ricco, micifico. Ultima segnalazione, poi vado sul Tempo, perché anche lì c'è roba buona. Pagina 18 della Verità, la TV si fa verticale, i nuovi show cambiano formato per i cellulari. Se non giocate mai col cellulare non ve ne frega niente, ma sono in arrivo serie televisive in micropuntate, ma soprattutto tagliate su misura per i telefonini. Maria De Filippi sarà la pioniera in Italia, ne parla il numero di Panorama in edicola a partire da oggi. Un approfondimento sulla nuova tendenza dell'intrattenimento video. Non sanno più cosa inventare per attirare la vostra attenzione. Noi, vedi, siamo una povera radio. Sì, facciamo radiovisione sui social, non abbiamo più neanche la TV perché non ci sono soldi, però forse siamo i più veritieri, perché chi vuole ci guarda sui social, sul sito di Radio Libertà e vede anche le pagine che scorriamo insieme. Altrimenti la nostra è una radio da ascoltare, con la radiolina DAB, in auto in tutta Italia, mentre viaggiate, schiacciando DAB o collegando il vostro telefonino all'autoradio. Una roba semplice e facile, come si faceva ai tempi. Siamo tradizionalisti. Il Tempo titola Finti tonti, e qui c'è non vedo, non sento, non parlo. Indovinate chi è? Ma naturalmente Conte. I grillini negano l'evidenza e provano a bloccare la commissione Covid. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro nega di aver informato Conte delle mascherine farlocche. Stiamo parlando del più grande appalto nella storia d'Italia. È il principale collaboratore del Premier, pur avendo ricevuto una notizia così delicata, non glielo dice? Morale: o qualcuno nasconde la verità, oppure, se dicono il vero, rivelano una gestione da pericolosi incapaci. Più il colpo di scena, Conte si presenta in commissione e cerca di bloccarla per far saltare il banco. Signori, tutto vostro il quotidiano Il Tempo di questa mattina. Ma all'interno, Le Pen, mi candido alle presidenziali. Giro la pagina e faziosità e indottrinamento, messaggio comizio del prof, la denuncia di uno studente. Un docente di un liceo romano nel messaggio di fine anno se la prende con le istituzioni per non essere intervenute nei fatti di Gaza, paragonandole ai miti carnefici di Montale. In taglio basso invece un bell'evento, la crescita dell'islamismo e i rischi per la democrazia, l'iniziativa dell'Istituto Friedman alla Camera sui nuovi movimenti ideologici, la crescita dell'islamismo politico e il rischio che movimenti ideologici possano utilizzare gli strumenti delle democrazie occidentali per perseguire obiettivi in contrasto con il pluralismo liberale, tornano al centro del dibattito europeo e italiano, con la conferenza Integrazione, le implicazioni della presenza dei fratelli musulmani in Europa, organizzata alla Camera dei Deputati dal Dipartimento per l'integrazione delle comunità straniere della Lega, in una sala della Camera dove è appeso un quadro raffigurante la battaglia di Lepanto. Se ne parla di questo evento che si è tenuto ieri in un paginone quest'oggi sul quotidiano Siamo sul Tempo, ma vi invito anche a cercare su YouTube la diretta perché è interessantissima. Pagina 9 del Tempo, si parla sempre di pericolo islamico. Avete visto forse sui social della Lega questa notizia? Sardone, Cisint, Ceccardi, appello a Mattarella. Le 3 eurodeputate della Lega scrivono una lettera al Colle sul rischio estremismo. No velo, no bavaglio. Cercatele su internet, su Instagram, Sardone, Cisint, Ceccardi. Cristian Campigli: in un mondo normale le femministe italiane sarebbero in piazza, pronte a manifestare in sostegno di 3 donne coraggiose, da anni impegnate in politica. In un mondo ideale la sinistra, paladina a parole della libertà, starebbe organizzando picchetti di protesta contro l'Islam più estremo, quello che mette a repentaglio i valori occidentali e secoli di conquiste e di evoluzioni sociali.
In un mondo ideale, ma non in quello nel quale siamo costretti a vivere, perché nessuno ha mosso un dito in sostegno delle 3 europarlamentari della Lega, Silvia Sardone, Anna Maria Cisinte e Susanna Ceccardi, colpevoli di non stare in silenzio, di non chinare la testa, di non fare un passo indietro. Negli ultimi giorni assistiamo a un tentativo di imbavagliare le nostre legittime battaglie contro l'islamizzazione. Alcuni settori del mondo musulmano vicini al Lukoil minacciano denunce e azioni legali con la scusa di un'inesistente islamofobia. Per questo motivo abbiamo scritto una lettera appello al Presidente della Repubblica Mattarella per sensibilizzarlo in merito alla necessità di tutelare i principi di Costituzione e democrazia che noi vogliamo difendere e che sono spesso totalmente incompatibili con gli obiettivi dell'Islam politico. Noi continueremo a combattere chi lavora per anteporre la Sharia, la legge islamica, ai principi del nostro ordinamento costituzionale. Una nota, quella diffusa dalle esponenti del Carroccio, chiara e secca, un tentativo di chiedere aiuto alla massima autorità italiana, Sergio Mattarella. Da un lato la consapevolezza di avere bisogno di un sostegno di così alto profilo come quello incarnato dal Quirinale, dall'altra la volontà di andare avanti. Abbiamo anche presentato 2 interrogazioni alle istituzioni europee perché i fratelli musulmani vengano dichiarati organizzazione terroristica. Il loro obiettivo, come emerge anche dai report dell'intelligence, è quello di introdurre la Sharia, sovvertire il nostro sistema democratico. Che esista un piano preciso e articolato per portare all'interno del Parlamento italiano il nuovo partito islamico, il nostro giornale nel silenzio e talvolta nello scherno dei quotidiani pettinati della sinistra radical chic lo racconta ai propri lettori da mesi, siete lettori oppure no del quotidiano Il Tempo? Ragazzi, se ne parla. Un piano che già da tempo stanno portando avanti infiltrandosi nelle nostre istituzioni, anche con il supporto delle organizzazioni satellite come Lukoil e le associazioni collegate. Sardone, Cisint, Ceccardi hanno infine rilanciato una nuova iniziativa politica volta alla difesa e alla tutela delle donne, spesso oggetto di discriminazione da parte dell'Islam più estremo, quello che vorrebbe anche in Italia la Sharia. Lanciamo la campagna No Velo, No Bavaglio, che porterà anche a numerosi eventi sul territorio nazionale per ribadire il nostro impegno a difesa dei diritti delle donne, contro l'islamizzazione, contro le moschee abusive e a tutela dei nostri valori e della nostra identità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La diplomazia, l'artiglieria, la prima volta una botte e via, l'indulgenza, la tachicardia, la seconda chance, la biancheria, lo scetticismo dell'acculturato, il terzo mondo, il quarto stato, le circostanze, la monogamia, il sesso di gruppo e la malinconia, la malinconia, la malinconia, il sesso di gruppo e la malinconia. E metti la cera e togli la cera, e metti un bel giorno ed è subito sera. Compra il primo giornale, tanto non c'è da fare, l'amore e le mezze stagioni non tornano più. La falsa partenza, la sana follia, la quinta di sera, la vera poesia, la lungimiranza, a volte dipenso, il silenzio assenso del mio sesto senso, la settimana del gatto pigro, l'ansia che provo nell'essere allegro, i cinema vuoti, l'ottava stagione, a letto alle 9 la rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione, a letto alle 9 la rivoluzione.
e metti la cera e togli la cera e metti un bel giorno ed è subito sera. Compro il primo giornale, tanto non c'ho da fare l'amore e le mezze stagioni non tornano più, ma la melatonina ti aiuta a dormire, l'oliva ascolana potrebbe piacere, la dieta del sushi nel segno dei pesci, la lista dei giusti su quei manifesti, le lunghe proteste che sanno di feste. Crescevi una notte vicino alle giostre, vicino alle giostre, vicino alle giostre. Che bella la notte, che belle le giostre. E metti la cera e togli la cera e metti un bel giorno ed è subito sera. Compro il primo giornale, tanto non c'ho da fare l'amore e le mezze stagioni non tornano più. Le mezze stagioni non tornano. Beh, vi ricorderà qualche altro grande della musica italiana che forse non c'è più, ma comunque è una bella canzone, suona bene, estivissima, fa anche fare un sorriso. Metti la cera, si chiama così l'ultima canzone di Numa, che abbiamo intervistato qualche settimana fa, e questo è il celebre mantra del film Karate Kid, una metafora di resilienza e adattamento ai tempi incerti di oggi. Metti la cera di Numa ci porta alle 9.05 con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varini in diretta su Radio Libertà, rassegna stampa, cerchiamo di contattare il sottosegretario Alessandro Morelli, ma intanto tanti WhatsApp al 340 67 09 659 a commento delle notizie che vi sto leggendo. Il Piemonte non è la patria del riso, mi smentisce un ascoltatore. La coltivazione del riso è stata introdotta in Italia dal Ducato di Milano e il territorio che ha già il primato della produzione è la provincia di Pavia. Chiedo scusa alla sacra, davvero, provincia di Pavia, centinaio docet, e pensare che Ranucci si sia fatto fare l'attentato dall'amichetto è assolutamente logico. No, non posso pensarlo assolutamente. WhatsAppini al 340 67 09 659, i Bangla che hanno preso 200 euro di multa, è giusto fargli la multa, i giardini sono di loro proprietà, giocano ma fanno anche i bisogni sulle aiuole, scrive Antonia. Non lo so, stavano giocando a carte, sì, erano sdraiati in maniera esagerata sulla panchina e, ripeto, visto che magari dopo 5 minuti mi ci sdraiavo io, certo 200 euro a testa di multa. Oh, Sammy, per favore puoi chiedere a Morelli a che punto è l'autonomia? Assolutamente sì, grazie Elena, è tra le notizie che mi sono messo qua in fila sempre che riusciamo a trovarlo libero il sottosegretario. E anche con le auto Euro 5 mi sembra che sia cambiato qualcosa, ma è cambiato qualcosa nel senso buono, nel senso che siamo riusciti a differire il problemino per tutti coloro che entravano nelle grandi città, lo abbiamo portato avanti con il tempo. Chiaro che l'Europa sta facendo delle leggi come al solito pazzesche, come quelle dell'acqua minerale. Avete sentito le bottigliette di plastica? Non potranno più essere vendute nella confezione da 6, bisognerà comprarne una per volta. Chiaramente la verità sta nel mezzo, signori. Magovarin prevede che ci sarà un apposito contenitore di cartone, e certo deve essere cartone anche molto tosto, perché le bottiglie, se sono da 2 litri, pesano e come, c'è il rischio di fare un patatrack. Mari Ermi, grazie a chi si ricorda che oggi è il compleanno di un po' di gente, ci fa gli auguri, ma ripeto, non fiori ma opere di bene. Conto corrente postale 37671294. Se ci amate dovete aiutare Radio Libertà. Non vogliamo fare la fine dell'unità al
la quale testata facciamo tanti cari auguri, perché ripeto, si chiama libertà, ognuno deve sopravvivere e poter scrivere quello che vuole. Il fatto che l'Unità chiuda, ma che è già la terza volta mi pare, e poi a volte capita anche di doverlo pagare noi, ma che c'è il PD che forse lo compra, noi siamo solo che contenti. Quindi auguri a Sansonetti Scusate, c'è uno che sta scendendo le scale, ma i Sansonetti. Oh cazzo. E viene qua. Dicevo auguri al quotidiano l'Unità. Che bello, la Lega passerà alla storia per aver provocato la guerra totale assieme ai guerrafondai dell'Occidente. Mamma mia, che paura. Caro Sammy, i funerali sono un business per questi preti non preti e parlo per esperienza, quindi figurati se non sono predisposti a dare spazio a chiunque, anche se nemico dei cristiani. Il dio fulus, danaro in arabo, colpisce sempre. Luciana, sta notizia del musulmano che si vede che era un tipo simpatico, gli hanno fatto il funerale cristiano a un musulmano a Torino, ma era un musulmano simpatico e quindi gli hanno fatto per questa volta il funerale cristiano. Beh. Andrea, l'altro giorno è stato festeggiato il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti dall'Inghilterra. Alle cerimonie hanno preso parte genuflessi, nonostante tutto, diversi personaggi politici di destra e di centro. Ce ne fosse stato uno che ha chiesto ai sedicenti campioni di libertà notizie di Nicolás Maduro, un capo di Stato rapito e sequestrato in spregio a ogni regola scritta e non scritta del diritto internazionale, allo scopo evidente di reimpossessarsi dei pozzi di petrolio venezuelani nazionalizzati da Chavez. Ecco, visto che questa domanda per incomprensibile sudditanza non è stata fatta, la pongo io adesso. Cosa ne è, a distanza di parecchi mesi, del presidente del Venezuela? Quali capi di accusa gli sono mossi? Quante udienze ci sono state? Ed è difeso da qualcuno? Bravo Andrea di Certaldo, in provincia di Firenze, che ci mette una bella pulce nell'orecchio. Oh Francesco, riproviamo ancora con Alessandro Morelli, vediamo se riusciamo a ritrovarlo. Auguri anche da Walter, al compagno, in senso buono, di tante mattine, ma io rigiro l'augurio, signori, a tutti coloro che in questi giorni, in questo splendido e caldissimo mese di luglio, stanno festeggiando il compleanno. Grazie comunque anche a Maria Rosa, bacino solo per te. Grazie anche a chi mi spedisce questa splendida siepe, mamma mia, questa è bellissima, con sopra in alto il sole delle Alpi. E giustamente anche i simboli, la tradizione del partito più vecchio, più antico d'Italia, e li manteniamo, così come, e siamo pronti a collegarci, prontissimi, con Alessandro Morelli. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Grazie per essere con noi al sottosegretario di Stato, senatore Alessandro Morelli. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, oggi partiamo da te, Alessandro. Sei un collega giornalista. Qual è la notizia che ti ha più colpito quest'oggi sui giornali, o magari anche dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie? Con cosa vorresti partire, Alessandro? Guarda, oggi con una notizia che chiaramente sui giornali non c'è, e cioè l'enorme successo del piano che il Ministero delle Infrastrutture ha messo in campo assieme a Ferrovie a fronte del blocco di fatto, a causa di lavori importantissimi, della alta velocità nel nodo di Firenze. Quindi Italia divisa in due, letteralmente. Ora, la notizia è che è diventato il successo della campagna fatta
dal MIT, da Matteo Salvini, da FS, insomma da tutti quanti i protagonisti di questa vicenda, è diventata una non notizia. Immaginati se ci fossero stati disagi. Caro Sammy, altro che Trump, NATO, mondiali di calcio, attentato a Ranucci, eccetera, eccetera. Chiaramente la prima notizia sarebbe stato scandalo, Salvini, ritardi, treni, eccetera, eccetera. Invece il buon successo di una difficoltà, l'affrontare una difficoltà, sicuramente un disagio, purtroppo è diventata una non notizia, perché se fai bene, come in questo caso alla grande, è una cosa assolutamente normale. Se ci fosse stato qualche piccolo disagio, cosa che fortunatamente e meritoriamente non è avvenuta, evidentemente non dà più fastidio, perché non si può attaccare Matteo Salvini. E qui naturalmente salutiamo anche i colleghi giornalisti professionisti delle grandi testate che parlano quando c'è poco da parlare e non parlano quando c'è da parlare. Qui naturalmente non ritorniamo sui paginoni che si è dovuto comprare su questi quotidiani per raccontare quelle che sono le buone notizie sul fronte infrastrutture, sul fronte collegamenti, quello che il governo, l'Italia sta facendo per gli italiani, e bisogna comprare una paginata sul Corriere e su altri giornali, perché altrimenti i colleghi giornalisti, ma professionisti, non ne parlano, perché c'è altro di cui parlare. Alessandro, sai che siamo in diretta con migliaia di ascoltatori che ci stanno scrivendo al 340-6709-659. Sono contenti quando sei in diretta, anche perché giustamente si parla di quello che questo governo e la Lega sta portando avanti. Mi chiedono notizie, e vedo che ne ha parlato anche un po' Romeo in questi giorni, dell'autonomia. C'è stata bagarre al Senato da parte del PD, e da quello che stiamo capendo, e questi vogliono proprio non metterci i bastoni tra le ruote, di più, dicono che l'autonomia, e non solo quella per loro, è anticostituzionale. Alessandro. Allora, innanzitutto ricordiamolo, il tema dell'autonomia e in generale il tema dei poteri alle regioni è un argomento che è in Costituzione, c'è addirittura un titolo intero della Costituzione, il titolo quinto, dedicato appunto a questi argomenti. Colpevolmente nel corso del dopoguerra le regioni sono state costituite con grande ritardo, ma dobbiamo ricordarcelo, il paese, la Repubblica neonata usciva appunto da una situazione molto complessa, sia sul fronte bellico, sia sul fronte di una guerra civile che è avvenuta, e quindi questo ha motivato anche i ritardi per la costituzione e realizzazione delle regioni. Detto tutto questo, oramai i dati che possiamo leggere in giro per il mondo, notare in giro per il mondo, non possono far altro che corroborare la tesi della Lega, con la quale, grazie al quale la Lega è nata tanti anni fa, e cioè che una maggiore autonomia, un sano federalismo portano sicuramente dei benefici alle comunità, alle singole comunità. Quindi, lasciando stare che appunto il fronte dell'opposizione, e noi ci dobbiamo preparare a questo, chiaramente polemizzerà su qualunque cosa, è evidente che uno degli obiettivi del governo, perché se mi ti devo ricordare, lo devo ricordare a me stesso e ai nostri ascoltatori, l'autonomia indubbiamente è all'interno del DNA oramai di ogni militante della Lega, di ogni iscritto al partito, sostenitore del partito, è un mantra che meritoriamente ha avvicinato milioni di persone nel corso di questi anni. Ma dall'altra parte l'intero governo, l'intera maggioranza ha firmato una proposta in campagna elettorale, oramai 4 anni fa, dove l'autonomia era uno dei punti cardine dell'intero programma di governo, di maggioranza. Dunque ci sta, l'autonomia è un risultato della maggioranza di governo che la maggioranza ottiene nei 5 anni di governo,
di legislatura. L'opposizione, legittimamente dal suo punto di vista, fa di tutto per stigmatizzare, tentare di impedire uno dei successi che l'intera maggioranza porterà a casa entro la fine della legislatura. Certo, la Lega sarà il partito che principalmente sorriderà a questo risultato, perché è un risultato che è all'interno oramai, come dicevamo, della nostra ossatura, del nostro DNA, ma dall'altra parte sarà un ottimo risultato di governo, del governo di centrodestra, che coerentemente con le promesse elettorali fatte ha portato a casa anche questo risultato. Anche perché, lo diciamo per quelli che ci ascoltano dal centro, dal sud Italia, questa è una radio nazionale, la Lega fa questo per aiutare chi ci sta, le regioni che ci stanno ad avere più autonomia, a spendere meglio i propri soldi, ma ben sapete, cari amici che ci seguite da Roma in giù, che è il nord ancora una volta a trainare l'Italia intera e andrà avanti a farlo, quindi non verranno assolutamente dimenticate le regioni che hanno problematiche, ma ci mancherebbe. Questo bisogna specificarlo, perché sai, poi sembra ancora, ecco, la secessione dei ricchi, ti ricordi le vecchie frasi? Questa, perdonami se ti interrompo, ma questa è un'idiozia in termini. Semplicemente vuol dire distogliere l'attenzione dalla realtà, creando una vera e propria fiction, una telenovela, perché in realtà l'autonomia non tocca minimamente gli interessi delle singole regioni, tocca in realtà come le regioni spendono questi soldi. Se una regione, qualunque essa sia, ritiene di poter gestire meglio i finanziamenti che arrivano dallo Stato, è legittimo, anzi, permettetemi, doveroso, che quella regione e quelle amministrazioni possano investire con lo stesso quadro economico quei soldi come meglio ritengono. Ma questo, scusatemi, è un ragionamento abbastanza basic e non lo dobbiamo dire al nord, al sud. È chiaro che se ci sono dei bravi amministratori, e ce ne sono anche al sud, che ritengono di poter gestire meglio le risorse che ricevono in casa loro, ben venga che se le possano gestire. Detto questo, non è un problema di nord, sud, di traino, di locomotiva del nord che deve trainare tutti quanti, ma semplicemente è l'auspicio che attraverso anche questo strumento si possa veramente ragionare di una primavera del sud. Ora, è chiaro che quando c'è un momento di una criticità di qualunque genere, e in particolare in questo caso mi riferisco alla famosa questione meridionale che fa il paio con la questione settentrionale, quando ci sono situazioni di criticità che sono legate a oramai retaggi storici, sistemi amministrativi, sistemi culturali e politici, è chiaro che non basta una soluzione semplice a problemi così complessi. E dunque il governo italiano e con la Lega fortemente presente con gli interessi dei singoli territori, da nord a sud, ha posto in essere una serie di azioni che noi ci auspichiamo possano essere una serie di ricette che migliorino la situazione sia della questione settentrionale che della questione meridionale. E allora parliamo direttamente per spiegare ai nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. I soldi, importantissimi investimenti nelle infrastrutture che sono fondamentali per collegare i territori, per collegare le famiglie, le persone, per collegare le imprese, le aziende. Giusto ieri facevi riferimento ai paginoni di pubblicità che le aziende devono comprare, perché purtroppo tendenzialmente i giornaloni non riportano le buone notizie, ma tendenzialmente riportano solo quelle negative. Vedi l'esempio dal quale io sono partito dell'ottimo risultato della soluzione di una criticità così forte, cioè l'interruzione dell'alta velocità che collega Bologna con Roma, e quindi tutto il paese, è un dato semplice. Ieri Webuild segnalava come per l'alta velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria ci siano 8 frese che stanno realizzando le gallerie, 3.500 posti di lavoro veri
non redditi di cittadinanza che permettono alle persone di stare sul divano ricevendo dei soldi da pantalone, insomma una serie di azioni. Dunque infrastrutture, sviluppo, grandi manifestazioni internazionali e quindi la America's Cup a Napoli, che segue le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, insomma una serie di azioni che il governo, grazie alla Lega, ha messo in campo per cercare di invertire una rotta che, se non viene invertita, porterà a fondo il Paese, perché le scelte che spesso vengono prese dall'Europa stanno causando una serie di danni anche all'industria italiana e quindi di fatto anche alla società italiana, che sono gravissimi. Cito solo, per non dilungarmi troppo, il caso del Green Deal e del suicidio del settore automotive. Pensiamoci, signore, la nostra radio serve anche a questo, serve a pensare. E senti, a proposito di ricette che la Lega porta avanti da sempre e che si trova al governo un'occasione importantissima per metterle in pratica, parliamo di sicurezza. Oggi la Camera deve deliberare sulla dichiarazione d'urgenza della proposta di legge sull'acquisto e revoca della cittadinanza italiana, una proposta bella tosta della Lega che è contro naturalmente quei personaggi che arrivano nel nostro paese, fanno il bello e il cattivo tempo, ma anche coloro che hanno la cittadinanza italiana e si macchiano di gravissimi reati. Ti metto ulteriore pepe perché il quotidiano La Repubblica ieri parlava di un possibile ticket di Matteo Salvini con Piantedosi, e non è una novità, e oggi, sempre Repubblica, non è un caso, mette un riquadrino con la dichiarazione del senatore Claudio Borghi Aquilini a proposito di Matteo Salvini che potrebbe andare al Viminale. Il Colle probabilmente non vuole, cioè il Presidente della Repubblica non lo avrebbe voluto Matteo Salvini al Viminale ai tempi per il problema del processo e poi si è scoperto che non aveva fatto niente, ma non lo vorrebbe neanche questa volta. Dove sta la verità? Beh, contando che è Repubblica possiamo anche immaginarlo. Certamente, quando io parlo di Matteo Salvini a Viminale e di queste leggi che la Lega vorrebbe portare avanti per difendere tutti noi cittadini, ma anche gli stessi immigrati onesti, ragazzi, che vengono sputtanati mai come in questo momento da quelli che fanno il bello e cattivo tempo nel nostro paese. D'altronde la loro legge è la Sharia, non è la nostra Costituzione. Forse è il caso veramente di muoversi. Alessandro. Beh, chiaramente sul fronte del ticket del ministro Salvini che possa tornare al Viminale, diciamo che non è il segreto di Pulcinella, ma è la volontà della Lega espressa nel Congresso federale tenutosi circa un anno fa, e dunque per questa ragione diciamo che la Lega su questo intende andare dritto. Sul fronte Mattarella chiaramente è tutto vero. Mattarella e secondo me erroneamente il governo, lo stesso Presidente del Consiglio non ha dichiarato le ragioni per le quali Salvini non ha potuto andare al Viminale già alla nascita del governo di centrodestra. E la volontà era stata quella di Mattarella, che da Presidente della Repubblica non ha trovato la scusa della indagine poi diventata processo ai danni di Salvini sul fronte dell'immigrazione clandestina, cosa sulla quale la Cassazione addirittura ha sbertucciato il Tribunale di Palermo dicendo che sono mancate le basi giuridiche per iniziare quel processo. Ma intanto il processo non solo era partito, ma era stato sostenuto ampiamente dalla sinistra. Quindi ora diciamo che a Radio Libertà veniamo a volte accusati di essere complottisti, ma se mettiamo assieme tutte le cose che sono avvenute, sapete, con il senno del poi possiamo unire i puntini e guardiamo che cosa è avvenuto. Alcune procure hanno iniziato a indagare Salvini sul fronte dell'immigrazione, caso Diciotti, caso Open Arms.
Casualmente sul caso di Ciotti il tribunale, in questo caso di Catania, ritiene che non ci sia alcun reato e quindi Salvini, seppur con un fascicolo aperto, esce immediatamente dal processo. Il processo non inizierà mai. Dall'altra parte, il Tribunale di Palermo, con il Presidente del Tribunale, il dottor Lovoi, inizia il percorso per non solo indagare, ma poi processare Salvini. In seguito avviene il voto in Senato, Salvini è senatore e quindi l'Aula parlamentare deve dire se ritenga o meno che appunto ci sia una pura decisione politica rispetto agli atti amministrativi compiuti dall'allora ministro Salvini o meno. L'intera sinistra si pone a favore del processo a Salvini, compresi i grillini che erano alleati di Salvini e anzi gioivano dei risultati di Salvini quando era ministro dell'interno, governo Conte 1. E dall'altra parte Matteo Renzi, che è garantista e quindi chiede che i processi non avvengano quando ad interessare i processi sono i suoi genitori e i suoi parenti, ma poi quando tocca a Salvini chiaramente si dimentica di essere garantista e vota a favore del processo. In tutto questo, quindi, Procura di Palermo con il Presidente Lovoi, magistrato, la sinistra in Parlamento, in tutto questo il centrodestra vince le elezioni, Salvini ambisce a tornare al Viminale, ma ci si mette di mezzo appunto Mattarella. E unendo tutti questi punti iniziamo a capire che, insomma, come sempre, per cambiare le cose non sono sufficienti 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, neanche purtroppo, lo posso dire serenamente avendo un'esperienza di questo governo di quasi 4 anni, neppure 4 anni, perché è chiaro che serve tutto per contribuire alla buona riuscita di sane politiche, perché da decenni siamo governati da un sistema che non è un sistema coerente con i valori che noi esprimiamo e tutto quel sistema chiaramente si è mosso contro Salvini. Ora non sto facendo complottismo, sto solo unendo i punti. Guarda caso il presidente Lovoi, che vi ho appena citato, ex presidente del Tribunale di Palermo, finisce a Roma e indovinate un po' chi indaga, chi apre le indagini su Meloni, Crosetto, Mantovano e altri? Indovinate un po' chi è. Indovinate chi sta aprendo numerose altre indagini legate sempre alla azione di governo? Sempre gli stessi personaggi. Dunque, in tutto questo, purtroppo, abbiamo pure perso il referendum sulla giustizia. Sono stati più bravi gli altri a esprimersi con slogan? Sicuramente sì, ma se uniamo tutti i punti capiamo perfettamente quanto Salvini sia inviso alla stragrande maggioranza delle istituzioni che sono politicamente schierate. Ricordiamo, perché lo devo dire ai nostri ascoltatori che magari non hanno questa percezione e aprendo i giornali leggono la Corte Costituzionale è andato contro questo o quell'altro, la Corte dei Conti è andato contro questo o quell'altro, l'ANAC è andato contro questo o quell'altro. Signori miei, molto semplice. Nella Corte dei Conti ci sono dei rappresentanti nominati dai governi, da vari governi, ogni governo può esprimere alcuni rappresentanti. È chiaro che se ci sono stati, sparo i numeri, 10 governi, non basta un solo governo in centrodestra per riequilibrare i 10 governi precedenti. Se le nomine delle autorità avvengono ogni 7 anni, capiamo perfettamente che il governo di centrodestra praticamente non ha, nelle grandi istituzioni che teoricamente sono assolutamente libere, autonome e sono autorevoli in quanto autorità indipendenti, ma hanno dei presidenti nominati da governi precedenti e dunque evidentemente hanno e rappresentano dei valori diversi da quelli che vengono rappresentati dal governo italiano, che è frutto delle elezioni, le ultime elezioni che ha espresso una maggioranza di centrodestra con i nostri valori liberali. Dunque, alla fine, chiudo, capisci perché quando Salvini fa un'iniziativa di mezzo c'è la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale
e l'ANAC e questo e quell'altro, che in qualche maniera trovano delle ragioni per interrompere, rallentare. Non è una giustificazione che sto cercando alle sicuramente alcune mancate risposte che siamo stati in grado di dare, ma è una spiegazione delle ragioni per le quali alcune delle risposte che noi stiamo cercando di dare purtroppo non sono ancora arrivate, perché altrimenti vince il racconto fatto dai media tradizionali, per cui ci sarebbe una presunta incapacità da parte di alcuni di fare quello che è necessario fare. Ora dunque stiamo per entrare in una campagna elettorale che è una campagna elettorale molto difficile, indubbiamente. L'unità del centrodestra deve rimanere al centro, e questo è l'auspicio chiaramente della Lega e di Salvini. La Lega deve essere un partito forte, che torna a fare la Lega di territorio, oltre che di buon governo, e a questo punto io sono certo che con un altro governo in centrodestra, con una nuova occasione di governo che porti persone con i nostri valori a governare, quello ci permetterà di utilizzare questi anni, i prossimi anni di governo, per ancora una volta dare letteralmente sportellate ad un sistema, il cosiddetto deep state, che chiaramente ha lavorato contro questo governo e in particolare contro Matteo Salvini. Cos'altro aggiungere? Morelli da agenzia, e chi ci sta ascoltando sui social schiacci il tastino condividi e condivida sulla propria pagina Facebook o invii tramite WhatsApp quanto abbiamo ascoltato finora, e cercando di capire appunto che sono tanti quelli contro Matteo Salvini, ma essere contro Matteo Salvini vuol dire essere contro di noi, contro di voi che lo avete votato, contro voi che volete le riforme, contro voi che volete più sicurezza, contro voi che volete che si dica sì ai lavori, Fanaiman, fai andare le mani, pepe in culo si dice volgarmente. C'è qualcuno invece, uè, non abbiamo, c'è tempo, c'è problema, Bene, ho fatto la mia tamarrata. Grazie ad Alessandro Morelli per essere stato con noi, e capite come sia importante l'informazione su questo canale. Alla prossima, Alessandro. Grazie Sammy, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Avete ascoltato L'Italia da fare.